Grande serata organizzata da Riccardo Piparo and Company all'antica pasticceria Normanno a Mussomeli. Intervisteremo Roberto Ferrari di Radio DJ. Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo con Roberto Ferrari, eccolo qua, ti abbiamo portato, vabbè questo è il periodo, no vabbè non era per te dai. Ah infatti a me. No vabbè lo buttiamo via dai. Mi preoccupi un attimo. No la cacciamo via vai. Cioè nel senso tu che mi offri delle mimose, tu sei maschio, sono maschio, nessuno di noi festeggia. No c'era un mazzo di mimose, ah dico, magari. Si reduce dalla festa della donna diciamo. Infatti. Ok Roberto, allora noi siamo molto felici di averti qua con noi su Generazione Non Stop. Volevamo chiederti, allora, innanzitutto ascolti più Radio DJ o RTL? Io ascolto di più, RDS, facciamo vedere. No, io ascolto tutte le radio in realtà, perché anche se lavoro per Radio DJ ovviamente mi devo documentare, devo sentire. Devi sapere cosa succede nelle altre radio. E faccio lo zapping come in televisione però sulla radio, sull'autoradio. E vabbè comunque ascolto tutti, io sono un amante della musica fin da quando ero piccolo, ecco perché lavoro in radio e quindi mi piace poi scanalare e sentire anche gli altri miei colleghi, ci mancherebbe. A parte dico tutti i soldi profumati che uno becca a fine mese, dico però è sicuramente un piacere, fare radio è una passione che... Io penso che tutti i DJ, e siamo pieni di DJ in Italia, siano appassionati al loro lavoro perché a loro piace la musica e piace anche un'altra cosa. La radio, volevi dire? La radio. E quindi facendo questo lavoro uno pensa che poi dopo appaga il suo piacere per la musica e trova anche quell'altra cosa. Cioè la passione di stare in mezzo alla gente, il divertimento nuova, eccetera, eccetera. Ma non è così. Cioè la passione per la musica la paghi, il resto no. Sfatiamo questo mito, il DJ non cucca, niente, zero. Ma neanche il DJ Angelo, Com'è lavorare con DJ Angelo, essendo che questa sera doveva essere anche lui qua, insomma? Ma noi siamo una coppia abbastanza intercambiabile. Cioè nel senso, quando lui ha dei problemi io lo sostituisco e viceversa, anche quando io magari non posso lui mi sostituisce. L'unica cosa è che mi sostituisce solo in discoteca, o io lo sostituisco solo in discoteca, non in altre cose. Ecco, se mi inquadri di profilo sono rovinato, Com'è stare tanti anni in una radio? Non ti stanchi mai? Dici magari ho voglia di cambiare? No, non esiste perché ormai sei nato, cresciuto lì e quindi... Ma sai cos'è? Che ormai Radio DJ è una grande famiglia. Per me veramente dopo 22 anni passati a Radio DJ quest'anno, che festeggerò quest'anno, è quasi sarebbe quasi un peccato andarmene, nel senso finché lei non mi tiene io ci sto. Ormai non si può, è quella grande famiglia che si instaura quel rapporto d'amicizia, di lavoro. Cioè, tu pensa come potrei fare io dopo 14 anni di convivenza con il DJ Angelo a svegliarmi una mattina e a non trovarmelo più al mio fianco. Ah, è da 14 anni, quindi te lo sei cresciuto, insomma. Ci siamo cresciuti insieme, anche perché abbiamo un anno di differenza l'uno dall'altro. E pensa, lui è nato il 14 giugno, io il 13 giugno. Quindi siamo vicini anche come data del compleanno. Queste telefonate che solitamente si fanno, dico quindi su Radio DJ, è una tua invenzione? Sì, diciamo che è nata così per scherzo, appunto 16 o 17 anni fa, grazie a un'idea che mi diede un ragazzo che lavora in radio che si chiama Vito, che lavora in radio con me. Proviamo a fare queste cose, tu prova a fare delle domande casuali a della gente alla quale telefoni a caso. Da lì è nata sta cosa, l'abbiamo chiamata il sondaggio, ma poi in realtà non ha niente a che fare con un sondaggio, ma è più che altro uno scherzo ogni giorno diverso, fatto a più persone ignare che appunto stanno subendo questo scherzo, no? La cosa è bella
finché le persone non mi riconoscono. Se mi conoscono poi la cosa finisce, perché insomma. Ma il bello è che dopo tantissimi anni c'è una cosa, poi alla fine è sempre uguale, sempre la stessa, funziona sempre alla grande e fa ridere sempre. Infatti mi stupisco ancora, però evidentemente è una formula che non ha età, no? Che può andare avanti in eterno, anche perché non è che chiamo tutti i giorni le stesse persone. Quindi, siccome noi italiani in Italia siamo pieni di comici involontari, no? Ecco, io cerco a caso ogni giorno quel comico involontario che gira per l'Italia, che è in Italia. Ma sai che tante volte mi fai fare la figura da deficiente perché sono messo lì che guido e rido, poi mi fermo con qualcuno e dice cosa ridi? E speriamo che questa cosa vada avanti per tanto tempo con tanti altri che fanno la stessa cosa tua. Lo speriamo. E poi ecco, la radio ti dà questa cosa, cioè tu parli a un microfono ma non ti rendi a volte conto che parli a migliaia se non milioni di persone in contemporanea, no? Perché questa è un po' una rivalsa che la radio ha sulla televisione, e la cosa bella è che il giorno dopo noi non dobbiamo vedere gli ascolti come invece succede in televisione, quindi abbiamo forse un pochino più di libertà nel muoverci, nel fare le cose, e quindi magari nell'avere poi anche un pochino più di successo. La televisione invece ti mangia con l'audience il giorno dopo un programma che magari poteva andare bene se lo portavi avanti per un mese senza controllare i dati di ascolto, invece la radio no, quindi insomma noi siamo ancora più tranquilli sotto quel punto di vista. Allora io nel nome Generazione Non Stop mi vedo un po' rispecchiato, perché io non mi fermo mai, quindi sono proprio di una generazione di quelli proprio che non si ferma mai, va avanti dritto, sono iperattivo, quindi un grande saluto agli amici di Generazione Non Stop, fate come me, sempre avanti!